L'attesa è finita, sono tornati i campionati di PNK Motorsport e lo si fa in grande spolvero con subito protagonista il circuito del Mugello per vivere il primo Racing Weekend di PNK con tante categorie in azione. Una di queste è proprio una grande novità che vediamo già sugli schermi. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming su YouTube e Facebook per i canali di PNK Motorsport. Siamo pronti a vivere la prima delle due gare in programma in questo weekend della Clio Cup Italia, una novità per quanto riguarda PNK nel 2026. Siamo già nel corso del giro di formazione con i 15 piloti protagonisti in questa apertura stagionale, un calendario che vedrà anche una tappa al di fuori dei confini nazionali proprio grazie alla partnership stipulata tra lo staff, l'equipe di PNK, capitanata sempre da Sergio Peroni, e per quanto riguarda invece la Clio Cup Spagna. E dunque ci sarà la tappa di Navarra anche per quanto riguarda il campionato italiano, mentre la griglia del campionato spagnolo verrà durante il weekend di Vallelunga del 19 luglio. Un totale di 6 appuntamenti a partire proprio dal Mugello. Si andrà poi a Magione il 17 di maggio, il 7 di giugno invece sul circuito di Varano, poi appunto la tappa di Vallelunga con la griglia congiunta assieme alla Clio Cup Spagna, ovviamente anche il weekend di Navarra seguirà l'11 di ottobre, gran finale a Misano il 15 di novembre. Insomma, le caratteristiche ci sono tutte per vivere grande azione anche con le Clio Cup di quinta generazione, perché siamo stati abituati nel corso degli ultimi anni, a partire in particolare dal 2015 con la RSK, a vivere soprattutto la scorsa e passata generazione della Clio Cup RS, il modello del monomarca francese che ormai è famoso in tutta Europa, con appunto la quarta generazione che ha rappresentato di fatto la RS Cup, e troveremo assieme ai campionati di PNK Motorsport ancora l'RS Cup protagonista. Questa nuova giunta però vedrà nello specifico l'ultima generazione che di fatto ha debuttato nel 2020 a livello europeo, poi è arrivata nei vari campionati nazionali anche a partire dal 2021, una macchina che impareremo a conoscere nel corso della stagione. Siamo già però con la griglia di partenza da fermo anche per la Clio Cup Italia con Mihailo Mladenovic, e questa è anche un'altra novità, proprio quella di vedere una griglia internazionale con piloti provenienti appunto da altre esperienze in Europa. Mladenovic che difende i colori di Lema Racing, equipaggio del team sloveno che è impegnato in questo weekend anche nell'organizzazione della Twingo Cup Series tra i campionati partner per quanto riguarda PNK che saranno protagonisti qui al Mugello. Viene sventolata la bandiera verde in fondo alla griglia di partenza, 25 minuti, quindi di fatto un format praticamente uguale a quello delle RS Cup, e partono dunque le vetture. Parte la stagione 2026 di PNK qui dal Mugello con la partenza della Clio Cup Italia. Subito Mladenovic a cercare di difendere la sua pole position conquistata in qualifica. Ci prova però Ricciardini a farsi vedere dall'esterno della staccata della San Donato, vetture che si aprono a ventaglio. C'è un pilota che adesso finisce leggermente largo proprio alla percorrenza della San Donato, si va verso Luco Poggiosecco, la prima delle tante varianti presenti qui al Mugello in questi 5,2 km del circuito che si presenta all'interno della valle del comune di Scarperia e San Piero, un tracciato davvero storico e davvero tecnico anche per quanto riguarda le caratteristiche, con tanti saliscendi, curve con una percorrenza che mette in difficoltà le gomme. A proposito di gomme, una delle novità rispetto all'RS Cup è proprio nel fornitore di gomma da regolamento, qui previste pneumatici Michelin, al contrario invece delle gomme Hankook utilizzate dalla RS Cup. Gruppo che adesso si è un po' calmato dopo le prime fasi di accesa battaglia. Abbiamo visto anche delle difficoltà in partenza nello stacco frizione, probabilmente una delle caratteristiche da mettere a punto nel corso poi della stagione. Mladenovic che è tornato in testa dopo il primo settore della pista, con Ricciarini che per un attimo si era fatto vedere con la vettura numero 7 di Faro Racing al comando. Nel mezzo adesso si è infilato Alex Lancellotti, così viene segnalato dal monitor dei tempi. Prova a rispondere però Ricciarini al secondo settore con il miglior tempo assoluto in 40,375, tempi però ancora ravvicinati tra i primi. Dietro un lungo invece si alza un po' una polvere nella parte centrale della pista, ma nelle retrovie del gruppo. E siamo tornati invece con le immagini davanti, i primi tre che sono racchiusi in una manciata di decimi in meno di mezzo secondo, proprio Mladenovic, Lancelotti
e Ricciarini, con Lema Racing, Rangoni Corse e Faro Racing, 3 dei team di grande esperienza con queste vetture. Ed è il passaggio adesso sul rettilineo per il primo giro di gara, che viene concluso ovviamente in 2 minuti e 22, tempo ancora che non fa testo per quanto concerne i migliori crono, con la partenza da fermo nel primo giro, ma invece è un secondo giro di gara che inizia adesso con la battaglia, che vede ancora Mladenovic difendere la traiettoria più interna su Lancelotti. Dietro ancora invece battaglie con proprio Umberto Ciato, anche lui pilota che rappresenta i colori di Rangoni Corse, cognome importante nel mondo del motorsport, in particolare tra le vetture turismo, spesso appunto rimandato alla figura di Luca Rangoni, pilota che ha partecipato anche a livello internazionale e mondiale nel vecchio WTCC. Adesso eccola qui la livrea proprio bianca e rossa per quanto riguarda la Rangoni Corse. Anche qui un pilota di calibro internazionale, Stefan Stoichkov, che peraltro è stato presente proprio nell'RS Cup, nell'unica presenza delle Clio di quinta generazione a Misano lo scorso anno, la prima delle 2 tappe a Misano che invece sarà protagonista in fondo al calendario come tappa finale. Si aggiunge invece il circuito di Varano a concludere la prima metà del calendario. Allora, primo giro di gara che si è concluso con Mladenovic, Ricciarini, Lancelotti, Francesco Pagano in quarta posizione, Umberto Ciato a chiudere la top 5, ancora Rangoni Corse con ben 3 vetture nelle prime 5 posizioni, con Stoichkov nelle prime 6 posizioni, con Stoichkov appunto in sesta piazza, MC Motortecnica per Falco in settima posizione, Pietro Negra invece in ottava, Rolando Bordacchini in nona posizione. A chiudere la top 10 troviamo Andrea Fumi, presenza che è entrata a far parte degli schermi di PNK Motorsport e dei campionati di PNK Motorsport anche nella Youngtimer Touring Cup, altro campionato che rivedremo anche in questo 2026. Chiuderà peraltro proprio la giornata del sabato. Per ora una giornata che si presenta in maniera soleggiata qui al Mugello che è stata l'unica tappa dello scorso anno con un po' di pioggia nella prima delle 2 tappe del Mugello, quella di maggio, poi la replica invece a settembre nella seconda metà della stagione. Ancora ai ferri corti qui le 2 Clio, quella di Lancelotti e Ricciarini, con Mladenovic che ha registrato il giro più veloce in 2:12 e 925, guadagna 1 decimo e mezzo nei confronti di Christian Ricciarini, e ne ha approfittato proprio di una piccola defiance della vettura numero 7 qui inquadrata, Alex Lancelotti, per prendersi la seconda piazza e partire all'inseguimento del leader con la vettura di Lema Racing. Poi più staccato Francesco Pagano, che ha un piccolo margine di sicurezza, 1 secondo e 8 di vantaggio su Umberto Ciato, che però risponde con il primo settore record in 45,1, guadagnato ben 3 decimi sul leader della corsa, Mihailo Mladenovic. Siamo stati abituati proprio dall'RSK a vivere gare davvero entusiasmanti e spettacolari, uno dei motivi insomma per cui ha grande successo questa categoria in tutta Europa, assieme anche a insomma una caratteristica di costi relativamente contenuti per un campionato davvero avvincente e che può mettere a dura prova i piloti nel corso della stagione. Proprio qui al Mugello lo scorso anno ci ha fatto compagnia in cabina di commento uno dei piloti dell'RS Cup, Giulio Benzi, che purtroppo ha dovuto saltare a causa di un infortunio la tappa di casa di fatto, ma ci ha raccontato di come insomma le gomme vadano gestite davvero con grande cura, in particolare su queste piste nella seconda metà di gara si può fare davvero la differenza e aprire il gap. Arriva in supporto anche la grafica, ringrazio ovviamente tutto il team di Full Time per quanto riguarda la messa in onda, la regia e il coordinamento, con appunto abbiamo Mladenovic in testa. Qui la grafica fa riferimento in realtà alla P9 Challenge, P9 Challenge, che vedremo protagonista poi con il National GT Challenge, altro campionato di riferimento per quanto riguarda PNK Motorsport, che si è allargato in maniera numerosa
per questo inizio del 2026. E qui ancora Falco all'interno con la vettura di MC Motortecnica su Stefan Stoichkov, sesta posizione guadagnata dal pilota della scuderia italiana, la squadra che ha una grande esperienza davvero sulle vetture, sui monomarca del costruttore francese, che ha una storia davvero decennale, a partire dalla Renault Gordini. Poi ovviamente si è sviluppata nelle varie Clio, con i vari stage nel corso delle varie generazioni di questa vettura, arrivati alla quinta generazione della Clio RS. Un modello questo che ha qualche caratteristica differente rispetto alla passata generazione, è un po' più leggera, circa 50 kg in meno rispetto alla Clio 4, ha una marcia in meno perché è sempre un cambio sequenziale ma da 5 marce, motore Renault HR13 da 4 cilindri, leggermente più piccolo anche questo, 1.300 di cilindrata turbo rispetto al 1.600 a cui siamo abituati nella RS Cup, di fatto qualche cavallo in meno rispetto ai 220 comunque che riesce a erogare la Clio 4. E qui invece il gruppo compatto davanti, anzi si è ricompattato di fatto il gruppo, perché Mladenovic è stato raggiunto da Lancellotti, che a sua volta ha trainato di fatto la vettura di Ricciarini, e qui traiettorie diverse tra i primi tre, con le posizioni dispari se così vogliamo, Mladenovic e Ricciarini che rimangono sulla traiettoria ideale. Si sposta invece dalla linea principale Alex Lancellotti, probabilmente da una parte per mettere un po' di pressione anche al leader, d'altra parte anche per cercare di far raffreddare i freni e le gomme. Chiaramente abbiamo in questo momento una temperatura che si aggira intorno ai 25 gradi per l'aria, 46 sull'asfalto, e quindi comunque temperature alte. Qui intanto volano dei pezzi dal rettilineo principale verso la staccata della San Donato. Sembrano però senza problemi le vetture, quindi probabilmente qualche pilota è andato a prendere qualche pezzo che era rimasto lì sul rettilineo. Fortunatamente sembrano scongiurate in questa fase le forature, con Lancelotti che passa davanti, è riuscito nel sorpasso, nella manovra di sorpasso su su Mladenovic, anzi no, è Mladenovic che è sparito dalle prime posizioni, e quindi un problema per il pilota di Lema Racing. Questo sicuramente un colpo di scena tra i protagonisti di questa gara, anzi no, mi correggo nuovamente, perché Mladenovic è ancora qui davanti, lo vediamo dalle immagini con la vettura numero 142. C'era forse un problema sullo spotter nel monitor dei tempi, perché era scivolato drasticamente in fondo, ma in realtà lo vediamo ancora lì alle prese con la battaglia per la prima posizione. Siamo entrati ormai quasi nella seconda metà di gara, 14 minuti al termine per quanto riguarda questa gara 1 della Clio Cup Italia, con questa battaglia a 3 di fatto per la vittoria e per delineare anche le posizioni sul podio. Un'altra differenza rispetto all'RS Cup è proprio nella gestione del punteggio, che richiama anche quello a livello europeo, proprio per uniformarsi al resto dei campionati. Intanto viene chiamata anche la safety car in pista, vedete adesso i piloti che azionano il freno e dunque vanno a rallentare per permettere l'ingresso in sicurezza della safety car. Questo è il motivo: una vettura che era rimasta ferma in ghiaia, dovrebbe essere, se non erro, quella di Andrea Fumi, proprio con i colori di MC Motortecnica, numero 20 sulla fiancata. Qualche danno anche nella parte dello specchietto di destra, e quindi sicuramente un contatto o comunque un piccolo danno che era scaturito dalle prime fasi di gara in battaglia. Adesso gara conclusa per il pilota di MC Motortecnica, solo davanti in questo momento Alfredo Faluomi, che dovrebbe transitare a breve. Era più attardato dopo probabilmente un'escursione nelle prime fasi di gara. Eccola qui inquadrata la vettura di Fumi con lo specchietto danneggiato, mentre i piloti adesso andranno a ricompattarsi per, speriamo, vivere una parte finale ancora avvincente alla ripartenza. 12 minuti e 57 secondi sul cronometro per
la conclusione di questa gara, mentre dalla mappa la vettura di Fumi viene segnalata fuori pista in uscita da curva 11, quindi poco prima della zona del correntaio. Con questa escursione qui vediamo invece questo cappellino del circuito del Paul Ricard, che ci permette anche di ricordare, tra le tappe al di fuori dell'Italia di questa stagione, il National GT Challenge, che farà tappa proprio sul circuito di Le Castellet, la pista francese che ospiterà il secondo appuntamento del National GT Challenge, che seguirà peraltro come prossima gara in programma di questo pomeriggio, con una gara più lunga rispetto a quello a cui eravamo abituati sino alla scorsa stagione, 40 minuti di gara, e come poco fa annunciato la presenza anche della P9 Challenge per questo appuntamento del Mugello, l'unico in cui le due categorie correranno nella stessa griglia, perché poi il campionato tedesco seguirà invece un calendario internazionale con altre piste a livello europeo, mentre il National GT Challenge andrà sì al Paul Ricard, ma poi tornerà chiaramente sul territorio italiano. E quindi 40 minuti di gara, con anche la presenza del pit stop, che fra l'altro è una delle novità proprio del National GT Challenge. A seguire invece dalla categoria GT ritorneremo nel mondo turismo con la RS Cup, la prima delle due gare sempre da 25 minuti, come vediamo anche nella Clio Cup Italia. E poi ancora Renault, il mondo Renault, che è grande protagonista questo weekend, perché tra le serie di supporto di fatto troviamo anche la Twingo Cup Series, che come anticipavo vede proprio la gestione di Lema Racing, e quindi anche lì ci aspettiamo davvero grandi battaglie all'interno di questo Mugello Historic Racing Weekend, dove appunto sarà protagonista anche il campionato italiano autostoriche nella giornata di domani per quanto riguarda la filiera di AC Sport. Qui rivediamo la partenza con i momenti salienti della prima parte di gara, lo start da parte di Mladenovic a difendere la posizione, un buono spunto invece per Ricciarini, che ha provato ad insidiarsi all'esterno addirittura della San Donato. È arrivato poi un piccolo contatto, non si vedeva nelle prime fasi, ma c'è stata una piccola toccata tra Mladenovic e Ricciarini, con quest'ultimo che ha dovuto riaccodarsi quasi perdendo la posizione su Alex Lancellotti, tornando poi in seconda piazza, ma lo stesso Lancellotti ne ha approfittato in seguito di un gran passo in primis, e poi di un'ottima manovra per portarsi al comando con il team Rangoni Corse, che in questo momento occupa la prima, la quarta, la settima e l'ottava posizione, assieme anche a Pietronegra, che va a chiudere la griglia di fatto davanti a Alfredo Falluomi. Queste le vetture schierate dal team Rangoni Corse, però presenza numerosa per quanto riguarda la Clio Cup Italia, mentre ad esempio nell'RS Cup ritroveremo ancora MC Motortecnica, Seven Hills Motorsport, tra i team comunque che sono stati protagonisti anche la passata stagione, Black Cars, chiaramente Faro Racing, Go Race e infine anche Race Project Team. Questi un po' nell'entry list i protagonisti che troviamo presenti nelle due serie Clio, nel mondo Clio di fatto, qui in questo weekend del Mugello. Si continua in regime di safety car, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara, eccolo qui il lavoro sempre da sottolineare per quanto riguarda tutti i marshal a bordo pista, con l'esposizione della bandiera gialla e ovviamente del cartello della safety car che abbiamo visto in precedenza al comando del gruppo. Eccola qui la Maserati che comanda questo plotone di Clio di quinta generazione. Tra le caratteristiche tecniche che non ho citato in precedenza abbiamo anche quella di un passo da 2579 2579 mm, quindi questa è un po' un'altra delle caratteristiche di questa vettura. Qui invece è inquadrata la vettura di Falluomi, che era l'ultimo che doveva ancora accodarsi in fondo al gruppo, e quindi direi che adesso il gruppo è compatto, e infatti arriva la conferma nel monitor da parte della direzione gara. Appunto la safety car tornerà ai box in questo passaggio, e quindi siamo pronti a vivere nuovamente l'azione sotto bandiera verde per quanto riguarda questa gara 1 della Clio Cup Italia. 8 minuti ancora prima dello scadere del tempo e dell'ultimo giro da percorrere prima della
bandiera scacchi. Gruppo che adesso si è leggermente staccato, probabilmente ha aumentato anche il ritmo la safety car davanti, ma chiaramente adesso spegnerà le luci la Maserati 4 porte, se non vado errato, addirittura dovrebbe essere una Ghibli, per quanto riguarda la vettura di sicurezza, con Alex Lancellotti che rallenterà in questo ultimo settore del circuito del Mugello, a partire proprio dalla percorrenza della chicane Biondetti fino poi all'ultima curva, la 15, la Bucine. Lunga curva verso sinistra, è importante proprio massimizzare l'uscita per il lungo rettilineo da oltre 1 chilometro che riporterà i piloti verso la San Donato. Qui rivediamo anche le manovre per mettere in sicurezza e riportare poi nel paddock la vettura di Andrea Fumi. Ed eccoci allora con la ripartenza, perché ci siamo quasi. Alex Lancellotti, bandiera verde che viene esposta sul traguardo. Lancellotti con Mladenovic davvero vicino, che proverà subito a sfruttare la scia sul rettilineo. Deve trovare invece il momento ideale per ripartire Lancellotti, che si porta sulla sinistra del rettilineo per cercare di spezzare anche la scia. Fa un po' di onde adesso sul rettilineo principale. Tra poco arriveremo alla staccata della San Donato. Dopo oltre 1 chilometro di rettilineo leggermente in salita si va invece in discesa per la San Donato. Sembra essere buona la ripartenza da parte di Lancellotti, che mantiene il comando. Invece piloti che entrano in bagarre verso proprio la staccata di curva 1. Si entra alla Luco Poggiosecco, sinistra-destra. Ancora un'altra curva verso sinistra con cambio di direzione per la Materassi Borgo San Lorenzo, invece in discesa prima verso destra e poi il cambio di direzione per la Casanova Savelli. E si arriva poi al punto probabilmente più spettacolare del Mugello, quello delle due arrabbiate, con la doppia curva verso destra in salita, di cui appunto la seconda è anche praticamente cieca. Una chicane prima dell'ultimo settore, Scarperia Palagio, Correntaio, infine l'ultima chicane, quella delle Biondetti, che però si affronta a velocità più elevata, e infine la Bucine. Queste le curve che compongono il circuito di proprietà Ferrari dal 1988, inaugurato invece a metà degli anni 70, 15 curve in totale, 5.245 metri, con questo rettilineo principale da 1141 metri. Queste le caratteristiche del circuito toscano, che apre in questa stagione i campionati di PNK Motorsport. Lo scorso anno dove ha fatto Vallelunga, tracciato alle porte di Roma, invece ritroveremo in particolare poi in piena estate, con l'appuntamento del weekend del 19 luglio. Qui invece i primi tre che provano subito a scappar via come fatto in precedenza, che in questo caso traiettoria differente per Ricciarini, quindi forse anche una differente interpretazione prima della staccata della Bucine. E invece si fa vedere all'interno Mladenovic, adesso è un testa a testa sul rettilineo principale in uscita dalla Bucine. 4 minuti e mezzo alla conclusione di questa gara 1, arrivano davvero vicini, quasi al contatto, le due Clio, con addirittura Ricciarini che si infila adesso nella lotta per la prima posizione. Sono praticamente in tre, aperti a ventaglio verso curva 1, addirittura si insidia anche Francesco Pagano con Stoikov che rimane a guardare, ma non vuole essere da meno anche lui tra i piloti di Rangoni Corse, che vanno in questo momento ad aprire e chiudere questo quintetto che si è formato in lotta per la vittoria e per le 3 posizioni sul podio. Davanti ancora Alex Lancellotti, che ha restituito il favore a Mihailo Mladenovic, che anzi ha perso una posizione su Cristian Ricciarini. Adesso viene attaccato anche da Francesco Pagano verso quella che è curva 4, la Materassi Borgo San Lorenzo. All'esterno addirittura Mladenovic qui prova a resistere su Pagano, pilota che porta i colori proprio del proprio team Pagano Corse, livrea differente rispetto al bianco che predomina nel resto della griglia. Eccolo qui il pilota con la vettura numero 18, che ha provato ad insidiare Mladenovic per provare l'attacco al podio, deve però desistere e quindi rimanere alle spalle del pilota serbo connazionale di Stefan Stoikov, entrambi, se non erro, presenti proprio già a Misano lo scorso anno nella gara in notturna. Peraltro immaginiamo ancora protagoniste queste vetture in notturna nel gran finale di stagione.
ancora un po' di sporco che si alza qui verso il correntaio, quindi in uscita dalla curva Palagio, la curva numero 11, e qui probabilmente la safety car che ha aiutato un po' anche la gestione delle gomme, ricordo pneumatici Michelin, come potete apprezzare anche dalla grafica in sovraimpressione. Si è un po' distaccato invece Mladenovic rispondendo agli attacchi di Francesco Pagano, e quindi adesso i primi due che hanno un vantaggio di 1 secondo nei confronti proprio del pilota di Lema Racing, ancora 1 secondo e 2 per la precisione a dividere anche Mladenovic da Francesco Pagano, che invece viene attaccato da Stojkov, e poi si è aggiunto anche Falco assieme a Primozic, altro pilota di Lema Racing per quanto riguarda il team sloveno. Tanto miglior giro personale per Stefan Stojkov in 2.13 e 715, siamo però lontani dal giro veloce che appartiene a Alex Lancellotti in 2.12 e 632, davvero un gran crono per quanto riguarda il pilota di Rangoni Corse. Adesso c'è questo testa a testa per la vittoria con Pagano che invece viene attaccato, se non erro, da Stojkov, dovrebbe aver preso la posizione qui, anzi no, c'è Umberto Ciato che era sparito dal monitor dei tempi, viene segnalato addirittura fermo, ma in realtà l'abbiamo visto adesso con le immagini, la vettura numero 4 che è passata davanti a quella di Francesco Pagano, infatti mancava all'appello proprio uno dei piloti di Rangoni Corse, lo vediamo, dovrebbe essere a questo punto in quarta piazza davanti a Francesco Pagano, proprio alle spalle del podio. Prova un ultimo tentativo di rimonta Mladenovic perché siamo ormai all'ultimo minuto di gara. Eccolo qui il pilota serbo che sta spingendo sia nel primo che nel secondo settore, non riesce però a guadagnare nel primo riferimento della pista, e anche nel secondo settore paga qualcosa rispetto invece a Lancellotti e Ricciarini che sono vicinissimi, separati all'ultimo riferimento da soli 234 millesimi. E quindi stiamo per entrare nella parte finale di gara 1 della Clio Cup Italia, il primo appuntamento della novità di PNK Motorsport 2026 che subito ha aperto le danze qui al Mugello il sabato pomeriggio, per fortuna soleggiato senza alcun problema dal punto di vista meteo. Staccata della Bucine per quanto riguarda Lancellotti, seguito da Ricciarini, ancora differente interpretazione delle traiettorie qui in percorrenza di curva 15, poi si va a sfruttare tutta la pista in uscita sul cordolo prima di tornare sul retino principale. Ancora la difesa da parte di Lancellotti, c'è la bandiera a scacchi sul traguardo con Lancellotti che è il primo vincitore del 2026 della Clio Cup Italia davanti a Christian Ricciarini. Hanno la meglio sul pole sitter Mihailo Mladenovic che alla fine si deve accontentare del terzo gradino del podio, poi Umberto Ciato che va a completare la top 4 appena fuori dal podio con la vettura di Rangoni Corse che occupa anche la sesta piazza con Stefan Stojkov nel mezzo, Francesco Pagano in quinta posizione, Falco settimo davanti a Primozic, Sandro Cutini, Rolando Bordacchini a chiudere invece la top 10, Pietro Negra, Daniele Pasquali, Federico Zanotti, prima di trovare anche Alfredo Faluomi. Questi sono i piloti che completano di fatto gara 1, poiché l'unico ritirato è Andrea Fumi di MC Motortecnica, e dunque grande spettacolo con anche la safety car protagonista nel mezzo della corsa per la prima gara della Clio Cup Italia, che si replicherà invece nella giornata di domani a chiudere il programma, e quindi orario differente, probabilmente anche una diversa temperatura in pista per i piloti della Clio Cup Italia. Tra poco invece in pista ci saranno le vetture GT con il National GT Challenge e i 40 minuti di gara per la prima manche del appunto National GT Challenge. Si torna ai box in questa maniera al Mugello, si taglia completamente a metà della pista proprio grazie alla scorciatoia che è stata creata nel tempo qui al Mugello per far risparmiare del tempo non solo ai piloti sulle due ruote nel corso delle sessioni di prova, ma ovviamente anche per tornare in zona podio, in zona
parco chiuso. Vediamo proprio nel parco chiuso le tante vetture del campionato italiano autostoriche, oltre 50 iscritti protagonisti hanno percorso la loro sessione di qualifiche nel corso di questa giornata, e invece nella giornata di domani ci saranno le 2 gare da 60 minuti per le 2 divisioni, confermato in quel caso il format dei 4 raggruppamenti suddivisi in prima e seconda divisione tra le auto più datate e invece quelle più moderne. Qui, a proposito di auto moderne, abbiamo queste bellissime Clio di quinta generazione che hanno debuttato a partire dal 2020, la generazione più moderna per quanto riguarda il monomarca francese, ed eccolo Cristian Ricciarini che ha battagliato proprio con Lancellotti, lo va a cercare, si va a complimentare con il vincitore di questa gara 1 di Rangoni Corse, Alex Lancellotti, protagonista anche di una rimonta, perché dalla pole position troviamo Mihailo Mladenovic, e quindi grande prova da parte del pilota di Rangoni Corse. Sul podio anche appunto Mihailo Mladenovic. Andiamo ad ascoltare le parole dei protagonisti. Io do il benvenuto anche alla nostra nuova pit reporter Eleonora, che ci accompagnerà nel corso di questa stagione. Siamo qui sotto il podio del Mugello, i piloti sono appena arrivati e adesso cerchiamo di intervistarli. Il primo classificato è Lancellotti. Congratulazioni. Aspettiamo che si toglie il casco. Ti aspettavi questa vittoria? No, perché comunque i ragazzi, i miei avversari, sono stati davvero forti, andavano davvero veloci, sin da venerdì, quindi devo ringraziare tutto il team che abbiamo fatto un ottimo lavoro da ieri a oggi e speriamo anche per domani. Come ti sei preparato per questa vittoria? No, non sono le prime gare che faccio, cerco sempre di concentrarmi al massimo, di parlare bene con il team, col meccanico per fare un bel lavoro e per fortuna ha portato a un buon risultato. Perfetto, grazie mille, ancora congratulazioni. Passiamo al secondo classificato che è Ricciarini. Tanto siamo pronti per il primo podio stagionale, quindi pregherei i piloti. Attendiamo che sta parlando con il team. Dopo le interviste che arrivano a posto. Congratulazioni! Grazie. Come ti senti? Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso in extremis con Fabrizio, mi fa molto piacere collaborare con lui. Siamo arrivati, direi, abbastanza preparati ma non al meglio, quindi puntiamo a fare bene anche domani. Ci sono molti piloti forti dell'europeo, Lancellotti, l'altro che non lo so pronunciare, Pagano, Ciato che è bravo. Sono veramente contento di essere in un campionato competitivo, veramente. Congratulazioni allora. Passiamo al terzo classificato. Congratulations. Tell us about your race. This is my first race in Clio Cup and I'm proud of my team and I'm proud of myself. That's it, that's racing. I had contact in first lap on the start and my tire is very bad, so the results is good, but tomorrow I will try to win. Thank you. E grazie, qua è tutto e a voi la linea. Grazie, allora queste le parole dei protagonisti del primo podio stagionale con la Clio Cup Italia. Tra poco invece avremo in pista il National GT Challenge con il Mondo GT, più di 20 protagonisti, quasi 30 anzi a dire la verità per quanto riguarda il National GT Challenge, e quindi noi ci prendiamo una piccola pausa. Torneremo tra poco ovviamente ancora dal Mugello con il primo PNK Racing Weekend di questa stagione 2026.